Una buona sera, eccoci siamo a Marano Lagunare, oggi lo Scrigno lo trasmettiamo proprio da qui perché Marano è protagonista del Giro d'Italia 2022. Sono con il sindaco Mauro Popesso, ma abbiamo tante cose da raccontarvi perché con questa bella vetrina internazionale Marano può mostrare il meglio di se stessa, può mostrare di che cosa è capace dal punto di vista ippico. Buonasera sindaco Mauro Popesso. Buonasera Daniele, buonasera a tutti i telespettatori. Sì, e benvenuti a Marano Lagunare. Marano quest'anno sarà appunto la sede della partenza della 19ª tappa del Giro d'Italia, che è ormai giunto alla 105ª edizione. Sarà la terzultima tappa di questa kermesse rosa, quindi siamo proprio nel vivo, ecco, della gara. Per Marano è sicuramente un evento straordinario, mi viene da dire, per la nostra piccola località, e si sente già il fermento, ecco, in paese, nella nostra comunità, proprio per l'arrivo di questo grande evento. Ecco, non era mai successo? Mai successo, questa è la prima volta. Quindi è la prima volta che il Giro d'Italia arriva da queste parti. Proprio lì, in riva al mare, ci saranno le varie squadre che poi partiranno dal Ponte Nuovo. Esattamente, questa è l'isola d'Ossat, qui è proprio stata scelta come sede dove le squadre arriveranno, posizioneranno i propri pullman e gli atleti si prepareranno. Poi ci sarà appunto una sfilata lungo, passando per il piazzale Marinai d'Italia, si farà la passerella pedonale in legno con bici alla mano e si raggiungerà via San Vito, dove ci sarà il villaggio della partenza e poi la partenza proprio come, diciamo, inaugurazione, ecco, del nuovo ponte sul canale del Molino, il ponte della vecchia pescheria. Sindaco, la bici, con che rapporto hai con la bicicletta? Allora, gli impegni, ecco, da quando sono sindaco mi hanno fatto lasciare la bicicletta, come si dice, appesa al chiodo, come le scarpette, no? È stata una bella esperienza per me la bicicletta, soprattutto quando ero studente universitario, assieme ad un gruppo di cinque miei compagni di università. Siamo andati fino in Spagna, o meglio, siamo partiti dalla Spagna, alla volta di Santiago de Compostela abbiamo fatto il Cammino di Santiago in bicicletta, una esperienza unica, 980 chilometri in una decina di giorni, è stata veramente una grande bella esperienza. Ecco, abbiamo parlato del Giro d'Italia e di questo parleremo questa sera. È una vetrina importante, ma anche perché ovviamente l'economia locale è basata proprio su quello che mostreremo fra poco, dove c'è il vice sindaco che ci aspetta. Assolutamente sì, Marano è vissuto per tantissimi anni di pesca, continua a vivere di pesca e questo è uno degli elementi, ecco, fondanti sicuramente della nostra economia, senza poi dimenticare quello che ci riserva il futuro, ecco, quindi dobbiamo guardare verso il turismo lento, il turismo in bicicletta, le nostre riserve naturali, quindi una grande offerta per Marano Lagunare, senza però dimenticare quello che è stato e quello che è Marano per quanto riguarda la pesca. Ecco, una cittadina ricca di storia. Assolutamente sì, Marano ha le proprie origini in epoca romana, la dominazione veneta, quindi sicuramente un qualcosa di pregno, ecco, di storia, di cultura, di tradizioni. Allora, noi adesso piano piano entreremo appunto da queste parti dove troviamo il vice sindaco che si chiama? Sandro Ceccherini, il vice sindaco e assessore alla pesca. E questo è il cuore pulsante del mercato del pesce, possiamo definirlo così, il vice sindaco Sandro Ceccherini, che è assessore alla pesca ma è di professione fa proprio il pescatore. Ecco, il Giro d'Italia, lo dicevo prima poco fa con il sindaco, vuole essere anche un modo per parlare di Marano. Sì, per noi è un onore ospitare la partenza della 19ª tappa del Giro d'Italia. Qua siamo nel cuore pulsante, come dicevi prima, di Marano. Questo è il mercato ittico. Adesso qua si svolgono le operazioni, le aste, la compravendita di tutti i prodotti ittici che i nostri pescatori, che è la principale flotta peschereccia del Friuli Venezia Giulia, pescano e conferiscono ogni giorno al mercato di Marano. Il Giro d'Italia per noi è un evento straordinario come comunità peschereccia, legata alla laguna, legata al mare, siamo onorati di ospitare ci sarà la massima collaborazione anche delle associazioni di pesca, della cooperativa San Vito, del Cogemo,
per ospitare questo evento, che è un evento di lustro, è un evento molto importante per la nostra comunità. Ecco, il momento per fare un paragone con quella che è il ciclismo, qualcuno sta staccando, vi state muovendo in gruppo, che momento è per la pesca a Marano? Allora, la pesca è organizzata a squadre, se possiamo dire, facendo proprio un paragone con il ciclismo. A squadre perché siamo siamo uniti come comparto, però siamo divisi secondo le attività di pesca. Ci sono il turbosoffiante, ci sono lo strascico, c'è le reti da posta e c'è chi pesca in laguna. Questi sono i principali settori produttivi. Ognuno è organizzato con modalità diverse, chi è riunito sotto cooperative, chi è riunito sotto consorzi, e queste squadre fanno sì che la singola impresa piccola abbia una forza maggiore nel momento in cui si va a entrare nei mercati e nel momento in cui si va a controllare la produzione. Ecco Ceccherini, vediamo quel signore che sta inserendo del ghiaccio in quelle cassette, che cosa sta succedendo? Andiamo magari più vicino. Ecco lì, perché il mercato ittico non è solo luogo di compravendita, ma è luogo di servizi. E qua noi forniamo gli imballaggi, forniamo il ghiaccio, forniamo tutto quello che è indispensabile per la produzione e per il rispetto delle normative vigenti in settore alimentare. È importantissimo per avere un ottimo prodotto di qualità, che è quello in cui puntiamo qua a Marano come settore peschereccio, preservare e conservare perfettamente il nostro prodotto. È obiettivo dei pescatori quello di lavorare al meglio possibile il prodotto fresco, in modo da entrare nel mercato e di riuscire a fornire i grossisti, i dettaglianti e i ristoratori del luogo con il miglior prodotto possibile. Ecco, pesce che probabilmente è uno degli alimenti principali dei ciclisti che vedremo. Ricordiamo la data, quando? Il 27 maggio, partenza da Marano. E io spero che sì, uno dei prodotti principali dell'alimentazione dei ciclisti sia il pesce. In questo il pescatore è molto legato alle stagionalità. Adesso ricordo che è appena iniziata la stagione delle seppie, abbiamo reti da posta, abbiamo nasse, c'è chi anche fa lo strascico. E insieme con le seppie arrivano le sogliole, arrivano le vongole, arrivano i fasolari, tutti i prodotti pescati nell'Alto Adriatico a chilometro zero e con alta qualità nella conservazione, perché le battute di pesca sono giornaliere e il prodotto viene portato all'interno del mercato che praticamente è ancora vivo. Ecco, Ceccherini, possiamo dire veramente in un minuto che cosa succede qua dentro? Qua si comincia di buon mattino. Sì, qui allora il pescatore pesca nelle ore notturne prevalentemente, arriva al mattino verso le 7:30, 8 al mattino, apre il mercato, viene conferito il prodotto, viene pesato, viene preparato nelle cassette, viene diviso, selezionato a seconda delle qualità e a seconda delle tipologie di pesce. Dopodiché viene ghiacciato e viene conservato all'interno delle celle frigo fino a tanto che non inizia l'asta alle 2 del pomeriggio e lì iniziano le contrattazioni. Allora, noi parleremo in questa trasmissione, perché sapete che lo Scrigno ha questo marchio, questa modalità, parleremo anche di pescivendole, vi vogliamo mostrare anche delle immagini storiche. Cosa direbbero le pescivendole di un tempo, di come è cambiato il modo di fare pesca? Che cosa rimane di quegli anni? Di quegli anni rimane la tradizione, rimane la cultura e rimane il ricordo che vivono all'interno della nostra comunità. Il mondo del commercio e il mondo della pesca è cambiato, perché come per tutte le altre attività economiche si sviluppano negli anni e il progresso è chiaro che ci deve essere. Però quello che rimane è la tradizione e l'amore per il proprio territorio e per la propria cultura e per i propri ricordi. Allora noi adesso ci spostiamo e ringrazio il nostro Paolo Bassi, vedete che questa è l'area operativa dove appunto il vice sindaco ci diceva dove appunto si fanno le aste, dove arriva il prodotto pescato ben conservato secondo le norme, e vediamo che Enzo Cainero è arrivato e quindi gli chiedo di avvicinarsi. Ciao, buonasera Enzo. Così di brutto, caro Enzo.
Allora, il pesce dov'è qua? il pesce è andato all'asta, quindi per fortuna l'hanno venduto e tutto. Senti, mi puoi dire che cosa succederà? Che cosa si affaccerà questo bello specchio d'acqua? Qui ci sarà uno spettacolo, io spero proprio che ci sia questo tempo meteorologico, perché su questo specchio d'acqua la partenza è una cerimonia straordinaria, molto bella, dove passano tutte le squadre, si presentano le squadre, ci sarà uno spettacolo prima della struttura che organizza il giro ed è una cittadina che ci presta, è molto bella. Diciamo che Cainero ha chiamato quando Marano per dire ma ci state? Subito dopo la partenza di grado di 2 anni fa, Perché Marano? perché volevo portarla sul mare, di nuovo oltre il grado. A un certo punto io volevo collegare il mare con la montagna. Ecco, senti Enzo, si parte da Marano e si arriva? Santuario di Castelmonte è un arrivo insolito che tutti pensano sia denso di disponibilità di spazi, di collegamenti, ma non è così. È una situazione abbastanza complessa da gestire, però passiamo alla Bassa Friulana e questo mi fa molto piacere perché uscendo da qui andiamo a Carlino, andiamo a Muzzano, andiamo a Castione di Strada, a Mortegliano, poi tagliamo, andiamo a Lestizza, da Lestizza andiamo a Fagagna, Fagagna saliamo, andiamo a Maiano, Maiano Buia, Buia Artegna, Magnano in Riviera, tagliamo, andiamo via verso il Cividalese e quindi diciamo che affrontiamo una bella fetta del nostro Friuli. Enzo, adesso andiamo in pubblicità, però ti chiedo, secondo te in che tratto si deciderà la tappa? Sul Kolovrat perché è una salita molto impegnativa e poi la tappa, sai, dipenderà molto, essendo la terzultima, dalla classifica. Andiamo in pubblicità e continuiamo a parlare della tappa del Giro che parte qui da Marano. Seconda parte dello scrigno, siamo ovviamente ancora a Marano Lagunare perché abbiamo molte sfaccettature da mostrarvi in vista di quello che succederà il 27 di maggio. Qui parte la tappa del Giro d'Italia. Sindaco, in maniera molto breve dobbiamo dire che ci sarà un pre. Assolutamente sì, c'è un pre-giro, chiamiamolo così, ovviamente il 21 maggio con la presentazione della tappa e il 26 con la Notte Rosa, dove ecco, il protagonista sarà ovviamente il pesce di Marano e qui con me appunto ci sono il presidente della cooperativa pescatori San Vito, Riccardo Milocco, e il consigliere del Cogemo, il consorzio di gestione molluschi, i fasolari, ecco, Claudio Pavan. Allora Milocco, voi non avete, perché il sindaco in fase di apertura lo ha detto, voi Cogemo non avete fatto mancare il vostro supporto? Ma assolutamente no, non noi, è Marano che è un porto dei pescherecci e vuole essere protagonista per questa tappa che parte da qui, è un evento che siamo pronti ad accettare, a dare il massimo lustro, per cui presentiamo i nostri prodotti di grande qualità. Abbiamo da lanciare il cuore di laguna, un mollusco tutto da rivedere che nei prossimi anni sarà sulle tavole di tutti noi, e poi la garanzia il fasolari. Ecco, che momento è? Lo chiedevo prima al vice sindaco, se dovessimo paragonare il momento dei pescatori a Marano a una corsa ciclistica, siete in salita, vedete la pianura? Ma siamo in salita, però ci siamo resi conto di aver gambe, ecco, diciamo così, per cui speriamo di affrontare questa salita e che venga la discesa, un po' non solo per il nostro comparto, un po' per tutti, credo, abbiamo veramente voglia di lasciarci dietro questo recente passato e andare avanti. La pesca è pronta per farlo, ce la stiamo mettendo tutti, ma abbiamo fiducia sui nostri mezzi. Senti, ma il pescatore maranese, la tipologia, a che ciclista me lo paragoneresti? È difficile, sicuramente non un sprinter, diciamo uno per le lunghe distanze, perché è un mestiere di sacrificio e il sacrificio è qualcosa che logora nel tempo, bisogna essere pronti per affrontarlo, per cui sicuramente un ciclista per tappe lunghe, salite e tanto sacrificio. Questo signore si chiama? Claudio, lui è il mago dei fasolari. Claudio,
Beh, ti hanno già presentato per bene, il mago dei fasolari. A che punto siamo? Ma, abbastanza bene, dai. Aspettiamo anche questa possibilità, questa festa, questo evento, no? Una festa, per poter far sì di esserci anche sempre con il nostro prodotto e farlo degustare in varie maniere. Vediamo qualcos'altro, un po' di pesce locale, un po' di così da fare un connubio anche. Ciclismo e cucina. Direi proprio di sì. Senti, i fasolai, i vostri fasolari, fino a dove arrivano? Dove arrivano o dove vanno? Perché dove va? Questa è una bella puntuale. No, dove vanno? Vanno, diciamo che la maggior parte va in meridione. Per fortuna abbiamo questo mercato importante, perché la maggior parte va lì perché lo apprezzano mangiarlo crudo, che qui ancora siamo ancora un attimino un po' scettici sul frutto di mare crudo, quindi meno male che abbiamo la maggior parte, l'80-90% va nei mercati del sud, Campania, Puglia, Sicilia, praticamente tutta la Bassa Italia. Questo. Vuoi dirmi che in Friuli Venezia Giulia forse è un prodotto che non è ancora compreso? È un po' poco, anche se sono parecchi anni che facciamo questa festa a Ferragosto o a fine luglio. Comunque pian piano sta crescendo, stanno conoscendo, dai. Siamo a un buon punto, dai. Ecco, il presidente della cooperativa diceva prima il nostro è un lavoro di sacrificio, un po' quello che fanno i ciclisti quando fanno 150, 160, 180 chilometri in una giornata. Voi vi svegliate molto presto la mattina e avete la schiena particolarmente dritta, nonostante l'umidità. Diciamo che non sarebbe neanche un brutto lavoro. Il problema è che la maggior parte si lavora di notte. E di notte, sì, l'estate è bello lavorare di notte, ma d'inverno andare fuori a mezzanotte, all'una, pescare tutta la notte, temperature rigide, acqua gelata, lì è un po' difficile. Questo è, diciamo, il punto più difficile del nostro lavoro. Allora io ringrazio Claudio, vado ancora un attimo dal sindaco che ci dirà adesso, che io lo so già, ma ci porta a parlare di queste figure mitiche, no? Sì, adesso ci spostiamo verso la vecchia pescheria, siamo appena stati nel nuovo mercato ittico dove effettivamente il mercato si è spostato, adesso andiamo nella vecchia pescheria dove si svolgeva il mercato non fino a tantissimi anni fa, perché fino a 20 anni fa si svolgeva ancora nei luoghi che andremo a vedere, e parleremo delle pescivendole, queste donne dalla grande tenacia, ecco, che partivano alla mattina presto con il pesce portato a casa dagli uomini e andavano a venderlo, ecco, facendo veramente loro sì un grande sacrificio, 40, 50, 60 km in bicicletta ogni giorno. Ecco sindaco, ancora una cosa e poi andiamo dall'altra parte, quindi utilizzeremo quel ponte di legno. Dobbiamo dire che il 26 questo specchio d'acqua sarà illuminato come? Sarà illuminato ovviamente di rosa, ci stiamo attivando, ecco, ad abbellire con un bel city dressing, ecco, il nostro centro. Ci stiamo impegnando molto con il comitato locale di tappa per rendere, come si diceva, questo evento una cosa indimenticabile per Marano e per i maranesi. E allora andiamo a parlare di pescivendole. Fermo. Allora, questo è Fabio con 2B, ma senta, dove sta andando? Dove sta andando? Vado a vedere la mia signora se sta bene o se la muri. Ma perché senta, ma è un appassionato delle biciclette? Dica, No. Ma lei sarà qua, no? Voglio dire, verrà qua quando ci sarà il Giro d'Italia? Sì, Ci sarò, sì, perché no? Ma devo passare per casa mia. Davanti? Questa bici qua avrà 60 anni. Ma senta, la bici del mio capo ufficio quando ho cominciato a lavorare a 18 anni. E lui veniva a lavorare qua in bicicletta. Lei mi deve solo raccontare un aneddoto. Lei ha lavorato qua quanto tempo? Qua? 35 anni. E cosa faceva? Facevo il contabile quando i miei colleghi, e se no gestivo il negozio di reti per la cooperativa sempre, gestivo il negozio di reti e quei distributori di gasolio che fino al 1980 erano qua. Ma non c'erano i vetri una volta qui? No. Li ho messi dopo, ma un bel pezzo dopo. E quanto freddo faceva?
Niente, perché si andava a bere qua ad Aradi, allora si cominciava alle 5:30 la nicementa, alle 6:30 l'aggrappamento, alle 7:30 la china col cognac. Quindi lei era sempre a temperatura. Sempre caloroso. Che cosa le manca di quegli anni? No, manca tutto a Marano, perché non c'è più la pesca che c'era un tempo, c'è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Lei pensi che io nel 96, che gestivo per la cooperativa negozio di reti, vendevo 100 milioni di rete all'anno, 95, 94, 95, 96 vendevo 100 milioni di rete. Altri tempi. Altri tempi, è tutto in contanti perché non c'erano né assegni neanche bancomat. E adesso vi saluto e statemi bene. La salutiamo, Fabio con 2 B, quindi noi sulle immagini di Fabio che entra nel centro storico con la sua bicicletta in perfetto stile Giro d'Italia. Adesso noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi entriamo qui nella vecchia pescheria di Marano Lagunare, dove ad attenderci c'è ovviamente il sindaco, il patron del Giro Enzo Cainero e l'assessore regionale Graziano Pizzimenti. E allora ci siamo spostati, siamo in piazza Cristoforo Colombo e siamo a 2 passi dalla vecchia pescheria. Vedete queste panchine, sarebbe meraviglioso venissero dipinte in color rosa. Giro d'Italia, chissà se il sindaco farà questo pensiero e così un colpo di mano. Non so, si può fare, assessore? Non so, dipende dalla sovrintendenza, però potrebbe essere un'ottima idea. Allora, intanto dobbiamo dire che l'assessore Pizzimenti ha e che radici da queste parti? C'è la mamma? Sì, c'è la mamma che ha di cognome Marani, quindi più maranesi così non è possibile. Marani è ancora viva, oltre 90 anni, vive da sola, ce la fa per fortuna, poi insomma, andiamo spesso a trovarla. E poi io insomma sono nato, vissuto qua, no, nato a Udine ma ho vissuto sempre a Marano. Che cosa significa essere maranese, Pizzimenti? Intanto far parte di una comunità storica di grande coesione interna e di grande tradizione, sia di pesca e non solo, perché poi c'era anche la Maruzzella, c'erano anche altre attività, pescivendole, quelle attività legate quasi tutte alla pesca. Ma soprattutto c'è un grande paese che si mostra sempre con delle peculiarità uniche in tutto il Friuli Venezia Giulia. Ecco, il Giro d'Italia è un evento assolutamente storico perché mai da qua è passato. No, non è mai passato, addirittura qui quest'anno addirittura a parte, quindi siamo felicissimi, entusiasti, dico felicissimi nel senso come comunità di Marano. È stato non facile farlo partire da qua, però è un impegno che io mi sono preso assieme al Paron Cainero, è stato bravo lui, bravi noi, bravo il sindaco che organizza, quindi un grandissimo evento per la comunità di Marano, ma penso che sia per tutta la Bassa Friulana. Ecco, sarà un giro, lo ha detto lei, che vivrà la Bassa Friulana, le strade. Sì, passa un gran bel pezzo della Bassa Friulana, quindi importante per tutta l'area, ma anche vivrà le giornate precedenti assieme ai comuni della Bassa Friulana. Ci saranno 2 serate che fanno di presentazione della tappa, ma non solo, ma anche di eventi, per cui sarà una grande festa che coinvolgerà non solo il paese di Marano, ma tutto il territorio. Senta, Pizzimenti, il suo rapporto con la bicicletta? Andavo solo quando ero a Marano, adesso molto meno perché non ho tempo. Andava e che bici aveva? Era piccolino? No, la famosa Graziella, quelle che si piegavano anche in 2, era un avvenimento storico avere una bicicletta, però si andava tanto in bicicletta, molto più di quello che vanno i ragazzi adesso, i bambini adesso. Ecco, senta, da piccolo lei il Giro d'Italia dove lo vedeva? Lo vedeva in TV? Solo in TV, ma era già un avvenimento vederlo in TV perché sia no Rai 1 che trasmetteva, però bene, si seguiva, addirittura poi si facevano le gare con le palline, con i ciclisti dentro, sulla sabbia e si faceva il Giro d'Italia sulla sabbia. Senta, se le dico Moser, Saronni? Gente, corridori che seguivo da piccolo, si vede quanto vecchio sono. Beh, insomma, è un uomo che evidentemente ha i suoi anni, ha vissuto. Ma senta, ma il momento della politica, se me lo dovessimo paragonare a un momento del ciclismo, con un termine ciclistico, è in salita, non è in salita? No, beh, dipende poi dagli schieramenti, ci sono schieramenti che sono quasi in discesa, altri che fanno fatica, altri che sono rimasti in fondo. Devo dire che non c'è un
corridore forte, ma c'è un gruppo forte, quindi interessante. Poi in Friuli Venezia Giulia mi lasci dire che insomma abbiamo un bel persona che riesce a tirare la volata per tanti, che è Federico. Ecco, senta, Giro d'Italia significa anche un modo per mettere in mostra che cosa si è fatto. Beh, in effetti Marano nel mandati miei, ma anche successivamente, devo essere sincero, è stato trasformato letteralmente dal punto di vista urbanistico, edilizio, ed è stata una scommessa, perché si partiva da un comune che era letteralmente legato solo alla pesca e si è pian pianino trasformato in un comune che va sia pesca che turismo. Mai abbandonare la pesca, ma aggiungere il turismo, quindi diventa il turismo complementare a quella che è l'attività principale, ed è questa la forza del paese. Ecco, nei giorni del Giro avrete e avremo gli occhi puntati un po' di tutto il mondo, anche perché quella sarà una tappa particolarmente decisiva. Sì, è una tappa decisiva perché la terzultima è un posto unico e quindi anche interessante per chi lo vedrà in giro per il mondo, ma soprattutto si presenterà il paese addobbato in modo tale che diventa ancora più bello, ancora più attraente, e quindi sarà un momento non di arrivo ma di partenza, visto che parliamo di giri, per lo sviluppo del paese dal punto di vista turistico non solo. Ecco, ancora un po' di Amarcord, Pizzimenti, ma ha parlato delle biglie con i nomi, ma Pizzimenti dove andava a fare il bagno quando era un po' più giovane? All'inizio da piccoli in laguna. Ovviamente qua si andava a piedi in fondo alla via, c'era una specie di spiaggetta e si andava a nuotare lì. Poi un po' più grandini si aveva una barchetta e si andava un po' più in là, all'isola delle Conchiglie, insomma, si riusciva ad andare anche lì. Però in laguna, io ho imparato a nuotare in laguna. Ecco, un'ultima cosa, visto che il Giro vuol dire anche enogastronomia, di che cosa è ghiotto l'assessore alle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia? Allora, io pesce sempre e comunque, qualsiasi tipo di pesce, di mollusco e qualsiasi tipo che arriva dall'acqua. Certamente l'anguilla allo spiedo adesso si trova un po' meno, le passerie, passere, eccetera, alla griglia, cefali alla griglia, per me sono straordinari. Tutti i pesci di laguna è molto più buono rispetto a quello del mare, però insomma si mangia tutto. Pizzimenti, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. E noi, lo vedete, è già pronto, il patron del Giro d'Italia, mi sta aspettando, Enzo Cainero, e vorrei fare quasi la parte del nipote, mi sembra un po' troppo, ma mi permetto di dire il nipote, e lui ha un libro in mano, un libro che narra, racconta del Giro d'Italia, Enzo. Sì, ciao. Cosa saresti tu mio nipote? Così, vista la posizione, tu mi racconti perché tu sei molto più esperto e sai molte più cose di me. No, questo è un libro che ripropone lo sviluppo del Giro d'Italia dagli albori fino ad oggi, con tutta quella serie di evoluzioni che non sono solo tecnologiche ma anche umane, che hanno fatto sì che questo evento sia un evento fondamentale per la vita italiana. Insomma, ecco, quando non c'è il Giro è veramente un problema. Io ho provato nel 2020, quando la partenza del Giro doveva essere a maggio, invece l'abbiamo fatto a ottobre, con grandi rischi, con grandi difficoltà, perché ci si dimentica sempre facilmente tutto, ma l'abbiamo fatto per via del Covid. Ecco, era un po' un dramma, un problema, però la vita porta anche a questi inconvenienti, e per chi è appassionato il Giro d'Italia è un momento indelebile. Ecco. Il Giro d'Italia, così facciamo un po' di storia, quando arriva a Proda in Friuli Venezia Giulia? Negli albori, nel 1910 mi pare, no? È cominciato, però poi è arrivato con molta saltuarietà. Diciamo che soprattutto del Giro d'Italia in Friuli ci si ricorda la tappa del dopoguerra, che è la famosa tappa di Pieris con arrivo di Cottura a Trieste, e poi c'è stato un alternarsi ogni un paio d'anni, ma diciamo non c'è stata data continuità che per esempio grazie al territorio il Trentino ha saputo dare, no? Perché fare un Giro d'Italia dal dopoguerra ad oggi senza il Trentino è impensabile. Ecco, poi dopo è nata questo rapporto fiduciario che ci porta a dire che noi siamo sempre presenti quando vogliamo. Sì, e siamo presenti da quanto tempo ininterrottamente? Dal 2003, questa è la 19ª volta, abbiamo interrotto un anno solo per una questione di anno sabbatico, perché non puoi forzare tanto i volontari. I volontari sono per noi un'arma
indispensabile, preziosa, straordinaria che abbiamo, però non puoi esagerare. Ci sono state delle tappe in cui siamo arrivati vicino ai 2000 persone, quindi non è poco. Il Giro d'Italia ti fa dormire di notte? No, già adesso non ti fa dormire di notte. Ci sono tappe come questa che non ti fa dormire di notte l'ultimo mese e mezzo, quelle che invece sono pesantissime. Mi ricordo l'anno scorso lo Zoncolan con la neve che non andava via, mi ha cominciato ben prima. Però vedi, la passione è tanta per cui riesci anche a superare queste situazioni. Magari le maledici nel durante, ma nel dopo le benedici. Perché Cainero il Giro d'Italia? Perché è stata una occasionalità quando mi hanno fatto presidente del ciclismo italiano, della Lega, l'equivalente della Lega di calcio. Dall'altra parte avevo Galliani, ma Galliani era pieno di soldi, io avevo pochissimi soldi. È stata una scelta fatta dall'allora presidente Cerruti. Ho incontrato delle persone che sono gli attuali, alcuni rimasti collaboratori, mi sono innamorato, ho detto ma perché non possiamo fare anche noi in Friuli quello che fanno da altre parti? Bisogna avere solo passione, creare un bel gruppo e dare continuità. Se non dai continuità è meglio smettere. Ti hanno creduto subito? Sì. Devo dire che mi hanno creduto subito, soprattutto negli ambienti sportivi, ma anche in quelli politici. Io in 19 anni, questo è il 19° anno, non ho mai avuto problemi, ho avuto collaborazione dalla protezione civile agli alpini, alla FVG Strade, al circolo del speleologico, tutto il soccorso alpino. Diciamo che presentarci con l'etichetta del Giro d'Italia è una bella chiave di apertura. Quanto muove in termini di indotto una tappa? Moltissimo, secondo me almeno 20-30 volte tanto, dipende dalla tappa, dipende moltissimo dalla tappa, soprattutto se tu la colleghi con altre tappe che provengono dal Veneto, allora tu vedi chi segue il Giro arriva dal Veneto, fanno, ma però soprattutto, sai, la carovana del Giro sono 2200 persone solo addetti al Giro, poi questa è terra, il Veneto, l'Emilia Romagna è terra di ciclisti e Lombardia e abbiamo sempre avuto molto bene, io di questo devo dar atto. Senti, vorrei andare indietro nel tempo, la tua prima bicicletta? Mio papà, e qui mi commuovo. Come si chiamava tuo padre? Edoardo. Lui aveva lo sport nel sangue e io sono figlio di mio papà. E quindi siamo nati nel lavoro, lui è nato nel lavoro, io nello studio, ma sempre abbinando lo sport. Mi ha regalato una bicicletta con le quali, non ti sembri strano, ma è così, raccontarla adesso dice si partiva da Cavalicco, e tu sai bene dove è Cavalicco, quindi alle periferie di Udine, e si andava a vedere il Giro che in quegli anni, parlo degli anni 55, 56, 57, passava il più vicino al Passo della Mauria. Si partiva di notte e si tornava di notte, ma è la gioventù che ti porta a questo e la passione. Pubblicità e torniamo con Enzo Cainero e abbiamo delle immagini da mostrarvi e poi alcune anticipazioni sulla tappa del Giro d'Italia da Marano Lagunare. Quarta parte del Oscrigno che è dedicato alla tappa del Giro d'Italia che per la prima volta tocca Marano Lagunare. Qui io vedo in fondo Sergio Zavoli che chiude con una frase, quando viene maggio qualcosa di ineluttabile per la puntualità e l'urgenza mi riporta sulla via Emilia dopo il ponte di Tiberio in attesa del Giro d'Italia. Sergio Zavoli. Sì, Sergio Zavoli è il telecronista della mia epoca, colui che ha inventato il processo della tappa. Tu sei giovane, ma negli anni 60 il processo della tappa era una cosa straordinaria, l'ho diventata dopo, però dopo tu sai che io non sono molto per il tecnologico, prima era molto umano, molto agganciato alla vita delle persone che vi partecipavano. Adesso con la tecnologia magari si accentuano troppo altri aspetti.
E Sergio Avila è stato un cantore del Giro d'Italia, come era stato Bruno Raschi, come ce ne sono stati altri. A me dei moderni piace ricordare Marco Passonesi, Condò, tutta gente che ha vissuto e ha partecipato all'epopea del Giro d'Italia e quindi sente questa vita, sente. In questo libro il nostro Paolo Bassi adesso riprenderà qualche immagine, cosa troviamo? Ma è la storia, un po' l'epopea, sono due fotografi, Sergio Meda che era il giornalista della Gazzetta dello Sport, per esempio vedi qui gli arrivi epici, quelli che fanno un po' trasaltare, per esempio questo vedi un arrivo alle tre cime di Lavaredo di alcuni anni fa e vedi come siamo, un po' come lo Zoncolan di quest'anno, dell'anno scorso. Questo è stato fatto prima, ma è la stessa cosa. Questa invece è una cosa che mi ricordo benissimo, sempre parlando di mio padre, siamo al 56 sul Bondone, Charlie Gaul che arriva, dove finirono solo 43 di tutto il Giro d'Italia, e io c'ero sulle rampe del Bondone. Avevo 12 anni, mio fratello ne aveva 9 e abbiamo veramente fatto l'incredibile per aiutare questi corridori, tra cui speravamo di vedere anche il nostro compaesano Silvano Petrei, recentemente scomparso, ma aveva dovuto ritirarsi. Ecco, queste sono le cose epiche, ma se tu apri questo libro tu vedi che si parte anche con la storia dei vecchi grandi campioni. Qua siamo a vedere gente, vedi, un Gianni Motta così giovane, anche Til che era Gimondi. Cioè, per chi ha vissuto questa epoca, questo è un Eddy Merckx, prima maniera, sì, oggi è 3 volte tanto, no? Però è la ruota della vita. Qui abbiamo Baronchelli e tanti altri, questo De Vreming, grandissimo corridore, che ha fatto tante cose anche in Italia. Poi andiamo avanti con delle foto che ti danno l'espressione. Questa è la foto del gruppo prima della partenza, tutti amici. Ora Chiappucci che sembra un bambino uscito dall'asilo, Saronni, è tutta gente, Cassani, è tutta gente che a un certo punto... Davide Cassani che poi diventa commissario della nazionale. Ecco questo, insomma sai, dopo vai a sbirciare, trovi tante, Gianni Bugno, Maurizio Fondre, sempre Chiappucci, questo è Gotti quando ha vinto il Giro, sai, ogni tanto piace vedere questi libri. Senti, indietro. Enzo, che cosa succederà in quei giorni a Marano? Ma io vedo questi ragazzi molto impegnati, molto seri, stanno capendo gradualmente la rilevanza dell'evento. Io posso dire che quando fai queste scelte ponderi tante cose e puoi anche correre dei rischi, perché una cosa è andare a lavorare in un comune strutturato, qui il comune è piccolo, non ci sono tante risorse umane, non parliamo di risorse finanziarie perché questo è un altro aspetto, però ci stanno mettendo l'anima al cuore e io auguro a loro di avere una bella giornata e di avere anche un proseguo. Io spero di promuovere molto questa Marano Lagunare, perché vedi, quando sono andato a Milano a parlare della Marano Lagunare mi sono messo a ridere, ma dove salti fuori? Andate a vedere, sono venuti, sono rimasti entusiasti, perché il Giro ha bisogno non sempre di grattacieli, ha bisogno di terra vera, di terra che dà qualche cosa. E io per Marano spero proprio che questa prima volta sia propedeutica ad altre, perché il Friuli può concedersi questo lusso, non esageriamo, ma può concederselo. Ecco, questa sarà l'arena, no? Perché di fatto... L'arena, i corridori arriveranno da quel ponte, perché abbiamo di là tutti gli autobus delle squadre, eccoli in quest'area qua, ci saranno tutti i pullman, arriveranno di volta in volta, saranno 2 ore di spettacolo molto bello. Ricordiamo la data, Enzo. 27 venerdì 27 maggio 2022. Si inizia a che ora? Ma qua la festa credo alle 9:30, la partenza a mezzogiorno, ma credetemi è una festa vera e propria. Grazie a Enzo Cainero, noi ci rivedremo di sicuro perché di Giro c'è molto da dire. Adesso noi entriamo nella vecchia pescheria dove c'è
dobbiamo correre perché c'è una mamma che deve andare a allattare il suo bambino, quindi non può aspettare il piccolo. Fa parte del comitato locale Tappa, a dimostrazione dell'attaccamento che queste persone di Marano stanno dando a questa organizzazione. Ti ricordi come si chiama? Paola mi sembra. Andiamo... Paola Bergamo, credo. Allora andiamo da Paola Bergamo che poi deve andare a allattare il suo bambino. E guardate che colpo d'occhio nutriente per la vista e per i nostri cervelli, e questa è la laguna di Marano, è l'ingresso del porto. Allora io vado da Paola Bergamo che fa parte del comitato organizzatore, e dobbiamo anche salutare Lorenzo che sta aspettando perché deve mangiare il piccolo Lorenzo. Sì, buon pomeriggio a tutti, il piccolo Lorenzo ci aspetta per allattare. Allora senta, lei fa parte del comitato locale del Giro? Sì, lo confermo, faccio parte del comitato di tappa per la tappa di partenza di Marano Lagunare e sono un attimino, diciamo, ho la delega per quanto riguarda gli eventi collaterali del Giro d'Italia. E quest'oggi approfitto brevemente di esporre un attimino gli eventi che abbiamo messo a calendario, e oltre ovviamente le serate che poi andranno ad aprire proprio la tappa ufficiale del Giro. Abbiamo creato un programma abbastanza vasto di eventi che effettivamente vanno a toccare diversi ambiti, l'ambito dello sport, della cultura, dell'aggregazione, della socializzazione e anche dell'educazione stradale, e ovviamente del ciclismo sportivo non poteva mancare. Iniziamo con il 1° maggio aprendo la mostra storica dedicata al ciclismo storico, e dove tra l'altro andremo a inserire anche le nostre eroiche pescivendole che una volta andavano a vendere il pesce in bicicletta. Quindi già che faccio un invito a tutti quanti per venire a vedere la mostra presso la vecchia pescheria, sarà aperta dal 1° maggio fino al 30 di maggio. Poi andremo nelle scuole, andremo dai bambini fin dall'asilo e fino alle scuole medie, dove andremo a portare un progetto di educazione stradale non solo in termini didattici ma anche operativi, con diversi percorsi e segnaletica, dove andremo a porre maggiore attenzione proprio per quanto riguarda la sicurezza stradale, sia in bici e sia a piedi. Il 21 invece di maggio avremo la parte, diciamo, sportiva dedicata ai bambini insieme alla Federazione Ciclistica Italiana, li avvicinerà proprio a quello che è il ciclismo sportivo, da dove sono partiti anche grandi campioni, con percorsi di abilità dove impareranno a superare un ostacolo, a fare delle gincane in bicicletta, proprio con l'intenzione di cercare di avvicinarli a questo magnifico sport. Successivamente invece andremo il 22 andremo a fare una pedalata solidale, dove in questo caso lascio la parola direttamente ad Andrea Regeni dell'associazione Interclub, che ci dà una mano a collaborare per la realizzazione di questa pedalata proprio con la natura solidale. Grazie a Paola, un saluto a Lorenzo e ovviamente anche al papà Andrea Regeni. Allora, vieni. L'Interclub organizza una pedalata solidale, per chi? Allora, faremo per Stefano Marangone, di Rivignano, conosciuto ormai da qualche anno, purtroppo allettato a causa della SLA, quindi questi fondi serviranno per l'assistenza, per sostenere Stefano Marangone e la famiglia. È la 4ª edizione di questa pedalata, siamo stati fermi 2 anni, però ne abbiamo fatte 3 in precedenza. Come numero è andato sempre in crescendo, la prima erano 200 partecipanti, la seconda 300, la terza 400 partecipanti, speriamo almeno di ripetere i partecipanti dell'ultima edizione, che sarebbe già per noi un gran successo. Andremo a toccare 3 comuni con partenza da Marano Lagunare in piazza, passeremo per Carlino, per il bosco di Muzzana, per rientrare poi a Marano, dove ci sarà una sardelata per tutti i partecipanti, quindi sarà un'insegna oltre alla solidarietà, alla conoscenza di un territorio della Bassa unico nel suo genere. Quando? Il 22 maggio, in caso di maltempo verrà spostata il 29 maggio. Allora, approfittiamo dell'occasione perché io e lei, mentre parliamo, vi mostriamo le pescivendole che andavano a vendere il pesce in bicicletta. Mi faccia un breve ricordo. Sì, diciamo che la bicicletta per le pescivendole
è entrata all'inizio degli anni 30. Prima le pescivendole andavano a vendere per il pesce in Friuli con il bigol o il buinci par furlan, no? Il bastone ricurvo che si metteva sulle spalle bilanciato dai due cesti. Negli anni 30 appunto arrivano le prime biciclette a Marano, un mezzo importante perché così va a alleviare, diciamo, le fatiche delle pescivendole e permettono loro anche di allargare il loro raggio di commercio, pesce che prendevano i pescatori maranesi, in questo caso mariti, fratelli di queste donne, che grazie a loro hanno anche contribuito allo sviluppo economico di questo paese. Allora Regeni, noi ci fermiamo, ci salutiamo, ma solo per la pausa pubblicitaria e poi riapriamo la quinta parte parlando ancora un attimo di queste mitiche figure, le pescivendole di Marano. Andrea Regeni, lei sa molte cose, anzi possiamo andare anche del tu forse. Sì. Allora Andrea Regeni, ci diamo del tu, stavamo parlando prima della pausa pubblicitaria delle pescivendole, sì, che hanno smesso di lavorare, di fare questo mestiere, cioè, di fatto sono sparite quando? No, non è che la pescivendola è sparita, perché dopo hanno continuato ancora, perché dopo le biciclette sono subentrati i mosquiti, cioè il motore aggiunto alla bicicletta. Quindi queste donne hanno potuto allargare il loro raggio di commercio e diciamo che il pesce di Marano, grazie anche alla tecnologia dei mosquiti, ha cominciato ad arrivare in tutto il Friuli, in provincia di Udine, anche di Gorizia, che magari c'erano più le pescivendole gresane. Però anche nella, tutta la regione insomma, arriva il pesce, ma tuttora ci sono ancora delle pescivendole maranesi, non con il numero nutrito come una volta, però ci sono ancora delle signore di Marano e anche di fuori che fanno questo mestiere qua, chiaramente con i furgoni adesso. Quindi il riferimento sparita era appunto a queste ambulanti che giravano appunto con mezzi che erano appunto le biciclette, ma nelle famiglie è capitato di avere il marito pescatore e la moglie pescivendola. Sì, capitava questo perché comunque Marano l'economia è basata principalmente sul pesce, quindi c'erano dei ruoli ben definiti, l'uomo pescava e la donna andava in giro per il Friuli a vendere il pesce, aveva questo ruolo qua. E grazie a loro comunque il pesce di Marano si è fatto conoscere dappertutto, che tra l'altro le pescivendole non è che fanno parte solo della nostra cultura e tradizione, ma fanno parte anche della cultura friulana, perché sono conosciute in tutto il Friuli, infatti venivano dei legami molto stretti tra le donne friulane e le pescivendole. Si aiutavano, addirittura la pescivendola con queste amicizie diventava la comare della donna friulana e viceversa, perché era molto apprezzata questa figura che veniva riconosciuta la fatica e l'importanza di queste donne che avevano sia del paese ma anche per la regione. Grazie ad Andrea Regeni e noi continuiamo a raccontarvi come Marano Lagunare si sta preparando alla tappa del Giro d'Italia. Alessandra Milocco è una maranese doc e di mestiere fa l'archeologa. Alle sue spalle cosa vediamo? E sarà una delle cose che chi viene a gustarsi la partenza del Giro d'Italia potrà apprezzare. Beh, alle nostre spalle abbiamo il bastone di Sant'Antonio, uno degli ultimi frammenti, diciamo così, del circuito murario, l'ultimo, che circondava e raccoglieva il centro storico, quello che adesso è il centro storico di Marano Lagunare, ed è uno di quegli elementi che già a prima vista un po' tradisce quello che è stato il passato di Marano, quello appunto di fortezza militare molto importante della Serenissima di Venezia. Però diciamo che comunque Marano non è stata un'invenzione veneziana, le sue radici sono molto più antiche, tanto che i primi documenti che parlano di Marano risalgono al 590 d.C., momento in cui qui a Marano si tenne uno dei sinodi legato allo scisma dei tre capitoli. Questo sinodo tra l'altro è stato voluto proprio dal patriarca di Aquileia, Severo, appena ritornato da Ravenna, e volle qui riunire tutti i suoi vescovi e quindi parlare appunto di questo scisma. Che condizioni è? Beh, diciamo che non è proprio nelle condizioni migliori, quindi si spera che appunto venga restaurato e risistemato, però come potete vedere comunque ancora è ben visibile parte di quella che era la forma appunto della cinta muraria, l'ultima che è stata poi risistemata, cinquecentesca.
Ecco, senta, e quindi voglio dire, e lì dentro che cosa c'è adesso? Lì dentro, ecco, sopra questo bastione agli inizi del Novecento è stato costruito lo stabilimento, il primo nucleo dello stabilimento di produzione appunto del tonno Igino Mazzola, quindi la Maruzzella, che poi nel corso dei decenni è stato poi ampliato e nel corso appunto dei decenni ha pian piano inglobato dentro di sé parte di quegli edifici che facevano parte della fortezza, ora non più visibili ovviamente. Dal punto di vista archeologico che cosa c'è ancora da scoprire da queste parti? In realtà molto, perché come ricerche è stato fatto pochissimo. Diciamo che qui l'archeologia sta un po' prendendo piede, un po' ingranando. Vero è che nel territorio circondario, nel territorio circostante, negli ultimi 40 anni sono state fatte delle ricerche, quindi si è un po' anche scoperto quella che è la storia del territorio ben prima di Venezia, ben prima del 590 d.C. e si parla del Medio Bronzo, Medio Tardo Bronzo, della fase romana soprattutto. Difatti molti studiosi pensano che la fondazione di Marano, cioè le origini vere di Marano, risalgono proprio alla prima romanizzazione del territorio. Grazie all'archeologa Milocco, grazie di cuore, buon lavoro. Andiamo da un codarin, così lo diciamo pubblicamente, non ha parenti a Castiglione di Strada perché è una cosa che ho chiesto immediatamente, lei però è assessore al turismo per questa località, cioè per Marano. Certo, fra gli altri assessorati ho anche l'assessorato al turismo. Ecco, col Giro d'Italia di fatto si fa turismo. Beh, certamente il Giro d'Italia è un evento epocale per Marano. Io scherzando su, appena ho saputo che la tappa partiva da Marano, ho detto finora c'è un evento epocale che è il Sinodo del 590. Prepariamoci al 2022 che sarà un altro evento epocale di una corsa a tappe fra le più famose del mondo e quindi il ritorno d'immagine per Marano è sicuramente importantissimo e l'amministrazione comunale si sta dando da fare proprio per creare una degna cornice a questo evento. Ecco, assessore, gli eventi? Allora, eventi sono sia di natura ovviamente culturale, come la mostra che ci sarà dal 1° al 29 maggio, una mostra che esporrà i cimeli, una mostra che parlerà delle nostre cicliste, cioè delle pescivendole. Poi ci saranno 2 eventi teatrali, il 7 e il 14, che richiameranno sempre gli eventi del Giro in Friuli e le nostre pescivendole. E poi avremo una serie di eventi per bambini e ragazzi, la pedalata solidale importantissima del 22 e 2 grandi serate, il 21 maggio con la serata di presentazione della tappa con ospiti, alcuni fra i personaggi sportivi friulani più importanti, e la serata del 26 che possiamo chiamare una classica sagra maranese. Le sagre maranesi sono conosciute da decenni e questa serata in rosa sarà proprio il degno preludio alla tappa del 27. Chi è quel ragazzo che scruta l'orizzonte? Questo è uno dei nostri ragazzi, delle nostre innumerevoli associazioni che abbiamo a Marano, che sono fondamentali per la nostra comunità, ed è Alberto Cancellara degli Archeotipi. Cancellara, buonasera. Buongiorno. Buonasera. E allora, che cos'è la vostra associazione? Che cosa fa? Archeotipi è un'associazione che si occupa di archeologia sperimentale, quindi siamo un gruppo di 15 ragazzi di Marano Lagunare e ci occupiamo di gestire laboratori didattici per tutte le età. Soprattutto noi lavoriamo con le scuole in collaborazione con le riserve di Marano Lagunare che sono proprio qui alle nostre spalle. E diciamo che durante l'anno organizziamo gite didattiche e attività che permettono ai ragazzi, ma anche agli adulti, anche agli anziani, abbiamo avuto anche scuole della terza età, case di riposo, e quindi ci permettono questi laboratori di entrare in collegamento con le tecniche e le conoscenze che i nostri antenati hanno accumulato per millenni. Senta, quanto sono curiosi i bambini, perché mi sembra che sono i principali protagonisti delle vostre lezioni. No, la cosa bellissima con i ragazzi è che ogni laboratorio è sempre diverso, ogni volta ne esce una diversa e quindi anche per noi è un'occasione di imparare. Consideri che noi siamo associazione giovanile, quindi non c'è nessuno dei nostri soci che ha più di 35 anni. L'età media è intorno ai 21-22, quindi tutte quante persone che fanno di questa attività non solo un modo per stare assieme, per fare l'aggregazione, ma anche un modo per fare esperienze e fare attività diverse. Noi cerchiamo anche molto di restare in collegamento col territorio, quindi cerchiamo di imparare anche dei più anziani che ci permettono di avere un ponte ideale tra la preistoria, il passato storico, quindi i nostri nonni, e il nostro presente, in modo da non perdere le conoscenze del territorio e le tecniche che l'hanno caratterizzato. Senti, mi presenti tu quest'uomo in tuta blu? Invece l'uomo in tuta blu è Marco Brocchetta ed è vicepresidente dell'associazione sportiva Voga Maranese
e quindi è, diciamo, un rappresentante dello sport, diciamo, tipico maranese, ovvero la trasposizione sportiva dell'attività dei gondolieri, grosso modo. Poi sicuramente Marco saprà spiegarlo meglio di me. Marco Brocchetta, noi oggi abbiamo acceso questo faro su Marano Lagunare per anticipare un po' quello che succederà in occasione della tappa del Giro d'Italia. Ciclisti fanno fatica, ma anche chi voga fa tanta fatica. Sì, dai, facciamo fatica, ma è anche piacevole vogare per la laguna, soprattutto il fatto di vogare in piedi, che è una necessità per il fatto di vedere dove ci sono i bassi fondali, per evitare, insomma, di rimanere incagliati, e anche ti conferisce un'esperienza più bella rispetto a quella della canoa, che sei seduto. Essendo in piedi ti godi veramente la laguna dall'alto e hai una visuale, un'esperienza migliore dal mio punto di vista. Senti, la persona prima diceva che è quasi un modo per non imitare, ma parlavamo delle gondole. Sì, delle gondole, ma soprattutto delle barche e delle imbarcazioni da pesca, perché la voga nasce appunto come un'attività più che turistica come le gondole adesso, ma come un'attività di necessità, come quella della pesca. Effettivamente vediamo anche qua delle batele, queste imbarcazioni, diciamo, moderne, che mantengono ancora oggi le forcole in cui vengono usati i remi al posto del motore in caso di necessità. Ecco, le forcole, che sono lo strumento dove si appoggia il remo e che permettono appunto la vogata in piedi, la vogata veneta. Come sarete presenti quel giorno quando ci sarà la tappa, se sarete presenti? Saremo presenti, penso, con una insomma, breve vogata dalla sede della nostra associazione fino in pescheria Veccia, che è dove ci trovavamo prima. La sede dov'è, la vostra sede? La nostra associazione ha sede alla fine di via San Vito, e in fianco al cimitero maranese, cimitero dove sono presenti anche le reliquie di San Vito, che è un nostro santo importante per la nostra comunità, che la voga maranese dal 92, da quando è stata fondata, trasporta fino alla chiesa, accompagnando quindi una celebrazione religiosa. Io ringrazio Brocchetta, vicepresidente dell'associazione Voga Maranese. Noi adesso ci sposteremo perché, anzi, prima di spostarci vorrei ancora un attimo il buon Regeni, che in un minuto, perché questo è il tempo che abbiamo a disposizione, vieni, ci deve parlare di teatro, perché a Marano si fa teatro. Sì, si fa teatro. Io adesso faccio le veci di Dorino Regeni, che è il nostro presidente. Abbiamo questa compagnia che nasce nel 1985 e noi di solito facciamo teatro in dialetto maranese. Qualche volta su storie di Marano che poi noi le lavoriamo, o se no traduciamo anche dei testi, come abbiamo fatto di Carlo Goldoni dal Veneto, li portiamo nel nostro dialetto maranese. E questo, malgrado che usando pure il nostro dialetto, ci permette comunque di girare in regione a far conoscere questa nostra realtà, che si distacca e si distingue dal resto della regione, pur essendo in Friuli. Senti, veramente in 10 secondi ti chiedo di dire ai nostri telespettatori che adesso andiamo in pubblicità, sì, ma poi con gli amici di Marano andremo a vedere i casoni con penso una battella. Sì. Allora, dopo la pubblicità, sta troupe la ve porta in Tel Paluo a vedere i casoni, che anche qui là fa parte della nostra tradizione paesana e lagunare. Avete capito? Quindi rimanete comodi lì, perché nella prossima e ultima parte dello scrigno saliamo su una barca e vi mostreremo qualcosa da non perdere. Sesta parte dello scrigno dedicato alla tappa del Giro d'Italia che vedrà protagonista Marano Lagunare. Ci siamo spostati di alcuni chilometri e siamo in uno dei 40 casoni, quelli che sicuramente faranno il giro del mondo, perché verranno sicuramente promozionati e ripresi in quelle ore. Sindaco, a fianco a te chi c'è? Qui siamo in uno dei magnifici casoni di Marano. Vicino a me c'è il direttore delle riserve naturali di Marano Lagunare, il dottor Glauco Vicario, appunto, che supervisiona tutte le attività, ecco, nelle 3 riserve che abbiamo nel territorio di Marano Lagunare: Valle Canal Novo, la riserva di Foci dello Stella e la riserva di Valle Grottari e Vulcan.
Dottor Vicario, perché sono speciali le vostre 3 riserve? Perché proprio parlavamo di scrigno, raccolgono uno scrigno, contengono uno scrigno, conservano di biodiversità legato in modo particolare alla laguna. Lagune ormai in Italia sono rimaste poche, Marano, Grado e Venezia, e le riserve hanno sicuramente contribuito a mantenere, a conservare anche per il futuro questo ambiente così delicato. I casoni? I casoni sono una testimonianza del passato, io dico sempre unica. Quando si viene in questi posti si respira un'aria veramente di secoli or sono, poco è cambiato. Alcune cose sicuramente, però sono una testimonianza di quando la gente di Marano viveva quasi esclusivamente di pesca e di quello che la laguna dava, i motori non c'erano e quindi andare su e giù dal paese che esisteva ai casoni, vicino alle zone migliori di pesca, alle zone migliori, era lungo e faticoso, quindi era meglio vivere in questi ricoveri, in questi casoni fatti per la pesca, fatti in canna perché utilizzavano quello che l'ambiente naturale qua offriva. Senta Vicario, io guardo, vedo questo scorcio che è un po' oscurato da questi alberi che si specchiano nella laguna di Marano Lagunare. Il Giro d'Italia qui non arriva, sarebbe bellissimo se ci fosse idealmente una pista che portasse anche il serpentone rosa da queste parti. Sì, arriva a Marano vicino all'altra riserva sicuramente, penso che poi le riprese potranno far godere di questo ambiente, però il Giro d'Italia sarà una promozione, però i cicloamatori, i cicloturisti, quelli già possono avvicinarsi perché ci sono diversi percorsi adesso che vanno da Lignano verso Grado, che si stanno promuovendo e che permettono proprio di scoprire quello che è l'ambiente tra laguna e pianura in modo un po' diverso, in modo più dolce, più slow. Senta, venendo qua abbiamo visto addirittura dei cigni, ma che animali vivono da queste parti? Allora, una forse delle cose che più attira proprio il visitatore, anche il meno esperto, la famiglia, è proprio la notevole presenza di avifauna, di uccelli che popolano l'ambiente lagunare. Pensiamo che in Europa ci sono circa 500 specie di uccelli, nella laguna ne abbiamo osservate più di 300, siamo vicini alle 350 solo nella nostra laguna sulle 500. La maggior parte uccelli legati all'acqua, cigni, anatre, come adesso là abbiamo di fronte a delle volpoche, che sono un airone che sta passando. In generale molti uccelli legati all'acqua che non solo qua sono presenti, adesso cominciano, qualcuno sta già nidificando, qualcuno si prepara, che è il ciclo più importante per la vita di qualsiasi organismo vivente. Ecco, senta, non si può non vedere quest'acqua che sale, dove sta andando? Importantissima nella nostra laguna, nella laguna di Marano e Grado, è proprio la marea. Siamo nella zona in Alto Adriatico dove abbiamo le più forti escursioni di marea di tutto il Mediterraneo. Abbiamo circa 1 metro di marea e io dico sempre la laguna è il connubio, è quell'ambiente di transizione tra il dolce e il salato, il dolce portato dal fiume, dallo Stella, dal Cormor, dai fiumi tributari, il salato che arriva con le maree attraverso le bocche di porto dentro in laguna e tra terra e mare, quindi tra acqua e terra. È un ambiente veramente unico e qua sono il gioco delle maree proprio che vanno e vengono, i fiumi che arrivano, che creano e innescono questa particolare biodiversità legata a questi ambienti unici. Infatti vediamo quest'acqua che sembra andare chissà dove, no? La vediamo che si sta spostando, il nostro Paolo la riprende in questo momento. Sì, proprio perché ci sono i fiumi che arrivano, che quindi creano delle correnti, e poi appunto le maree che sono importantissime e che permettono alla laguna di esistere, di avere quelle condizioni particolari che ha di tutta la sua vita, dalle piante agli animali, ai microrganismi, quindi poi gli uccelli. È quasi un crocevia. Di sicuro, sì, proprio. Sindaco, essere a capo di una comunità che beneficia anche di queste aree? È sicuramente, da maranese è sicuramente un onore e un grandissimo piacere. È una grossa responsabilità, se devo dire. Si sente un po' sulle spalle questo, però essere rappresentante di questa comunità sicuramente è una delle cose più belle che mi è capitato durante la mia vita, e questo ti porta ogni giorno ad entrare in municipio, a parlare con la gente, a fare del bene per la tua comunità, e questo è sicuramente quello che ti ripaga. Dentro questo casone chi troviamo? Un certo? Qua dentro questo è il casone del Beppi,
quindi uno dei casoneri di vecchia data, ecco, che abbiamo qui a Marano e che rappresentano in maniera perfetta, ecco, lo spirito del casonero. E allora noi adesso andiamo a trovare questo casonero che è Beppi, che ci sta aspettando, quindi io chiedo ovviamente permesso perché questa è casa sua, vado da Beppi che è vicino a questo caminetto che fuma ancora, Beppi. Sì, è vero. Difatti qua abbiamo una delle ultime imprese di pesca e parlo del mio socio Regeni Gianni. Lui lavora e questa per lui è la base logistica delle giornate di pesca. Lui praticamente pesca in quest'area qua e poi quando ha raccolto, svuotato tutte le reti, viene qua, pulisce, lavora, prepara le cassette. Lì abbiamo la sua scrivania che compone le etichette per la tracciabilità del prodotto, quindi abbiamo prodotto friulano che è garantito fin dall'origine e praticamente anche qua si aggiustano le reti, se le prepara e via tutte le varie stagioni di seguito. Senti Beppi, qua vedo dei salami che sono ancora al completo e altri che sono iniziati. Sì, sì, perché qua questo è un casone molto vissuto, diciamolo, non soltanto per quello che il mio socio lavora qui, anche perché veniamo a trovarlo con quella scusa per staccare la spina tante volte dalle tossine, diciamo, non dico della città, ma comunque veniamo qua con lui, anche perché durante l'inverno andiamo a casa, siamo 4-5 amici, uno porta un salame, uno porta il vino, si trova qua, si parla, si chiacchiera e si solidarizza, no? In poche parole. Com'è la vita nel casone? Beh, quella che attuale non è neanche l'ombra. Un tempo era molto molto difficile. Il casone stesso era una dimora molto semplice, parca. Aveva nessun mobile, aveva soltanto le lettiere laggiù, si chiama Darecul, praticamente è la parte posteriore del cason. Erano delle lettiere che potevano lì dormire 7, 8, anche 10 persone. I casoni non erano tutti uguali per misura, anche a seconda delle possibilità che avevano e le braccia per costruirlo. Questi qua sono fatti praticamente di canna palustre e legno, praticamente un tempo veniva raccolto nei boschi proprio qua vicino, neanche a 500 metri i boschi prendenziali si tuffavano in laguna e noi pescatori per costruire queste dimore si andava lì a tagliare la legna anche per scaldarci, per tutto quello che serviva. Venivano i casoni costruiti alla massima davanti alle foce, cioè alle foce dei fiumi. Si creava una motta, quindi si costruiva un terrapieno artefatto e poi sopra si metteva il casone, si costruiva. Perché alle foci dei fiumi? Perché un tempo l'acqua gelava l'inverno, l'acqua della laguna gelava, quella dei fiumi no, quindi avevano sempre una via di fuga, se la tenevano da conto in caso di rientrare magari o a piedi o lungo il fiume, o il Cormor, o il fiume Stella. Comunque questo era praticamente il loro vivere e il loro rito. Quanta gente può dormire qua dentro? Noi qua possiamo ospitare fino a 16 persone. Abbiamo delle brande che possiamo mettere in opera immediatamente perché 8 sopra e 8 sotto. Noi quando d'inverno abbiamo degli ospiti durante le battute di caccia, qua si caccia in laguna da appostamento, si arriva, mettiamo al sabato del pomeriggio, si dorme qua, si fa da mangiare, si gioca alle carte, si passa una bella serata e poi tutti a letto fino all'ora scandita dall'alba, un attimo prima si parte, ognuno va nel proprio appostamento e si fa la caccia circa un paio d'ore finché poi sorge il sole. Ormai la caccia di appostamento in pratica è finita, si rientra e si ricomincia a far festa.
Senti, Giro d'Italia come lo stai aspettando? Beh, il Giro d'Italia è la seconda volta che lo vedo in diretta, parlo io personalmente. L'ho visto per la prima volta a San Giorgio nel 63 o 64, che ero alle medie, proprio a San Giorgio, ero scolaro, qui anni là, avevo 13 anni e ho visto passare proprio i campioni di allora e confrontando quello che vedo adesso, come la carovana, tutte quelle cose lì, erano un po' più modeste, diciamo, come numero di persone al seguito. Senti Beppi, quel fumo quanti pensieri si porta via? Beh, io penso, mi auguro tanti. In questo momento, appena usciti da una crisi sanitaria che ci ha veramente colpiti tutti, comunque anche il mondo è in subbuglio a causa di quella guerra che non è voluta, non la vogliamo, però è presente. L'uomo è irrequieto, io non riesco a capirlo e io spero che questo fumo porta su tutti quei dolori, quei dissapori dell'uomo e che ritorni essere umano, ostia. Allora io ringrazio Beppi per questa riflessione, torneremo in questo casone perché secondo me tu hai anche tante altre cose da raccontare. Certo, io mi occupo della tradizione, scrivo in qualche rivista. Ho scritto anche un libro sulla pesca, praticamente era la mia biografia. Anzi, ti invito al 7 di maggio a Marano. Ho organizzato assieme a delle persone importanti un convegno proprio sulle dimore dell'antichità. Partiamo dagli albori della convivenza umana, chiamiamola così, con la prima palafitta o con la prima capanna fino ad arrivare ai casoni Laguna di Marano e Grado. Grazie Beppi, io chiedo al nostro Paolo di inquadrare ancora questo caminetto, questo fogolar che fuma ancora, è il simbolo ovviamente del Cason Zanveccio che vedete l'aquila con le ali spalancate che dice noi siamo qua, siamo pronti a tutto ma siamo soprattutto pronti a ospitare chi verrà a Marano in occasione del Giro d'Italia che toccherà questa località della Bassa Friulana. Io riesco da questa parte perché dobbiamo salutare il sindaco, anzi saluto il sindaco e anche chi ci ha portato fino qua e anche il direttore delle 3 riserve, quindi sindaco grazie per l'ospitalità, noi ci rivediamo di sicuro. Grazie mille a voi e vi aspettiamo a Marano per questo Giro d'Italia. Salutiamo questo signore. Grazie di essere venuti, vi ringraziamo veramente a nome di tutta la comunità. E il vice sindaco che ci ha parlato ovviamente del bene, perché di questo si tratta, il bene Fasolari. Direttore, grazie anche a lei per la sua spiegazione particolarmente ficcante. Grazie a voi, alla fine ho fatto un contributo e divulgate, ci fate conoscere, grazie. E avete tutto da uno dei casoni di Marano Lagunare, l'appuntamento con il Giro d'Italia. Intanto vi abbiamo incuriosito. Grazie a Paolo Bassi, alla prossima.